Cinque Frondesi e non sparsi per il mondo, l'edicola è ancora qui, anche quest'anno. Che cosa dobbiamo dire? Siamo su Palazzo Focà Grio Bellezza, anche per il secondo anno ci ha concesso questa possibilità dall'alto per le riprese e per l'appoggio logistico, e noi già ringraziamo Paolo Focà sin da adesso e fino alla fine della trasmissione. Da Cinque Frondi parte l'Affruntata 2026. Sono con Renato Gallo. Buongiorno, buona Pasqua. Sono con Gabriele. Buongiorno a tutti, buona Pasqua. Un po' l'anima dell'edicola, di quello che rimane dell'edicola. Infatti adesso io li svincolo e vi racconto un pochino di storia dell'edicola, rapida, e poi passiamo alle immagini da fuori e ai contributi già previsti. Speriamo che sia una bella edizione. Ce l'abbiamo messa tutta come sempre, nella precarietà che è tipica dell'edicola di Pinuccio, perché l'edicola di Pinuccio è nata con mezzi di fortuna e con mezzi di fortuna continua a vivere. Speriamo che possa vivere anche in futuro, grazie anche all'apporto di tanti ragazzi e ragazze e anche di un bel giovanotto che si è affacciato quest'anno insieme a noi e che sta crescendo e che oggi curerà l'audio. Allora, svincoliamo, vuoi dire qualcosa Renato? Gabriele? A posto così, ci vediamo in giro. Allora, se la regia ci dà l'inquadratura del balcone Misiti, come abbiamo chiesto a Gianluca. Allora, più di 20 anni fa, per una intuizione di Michele Carlino, è nata l'edicola di Pinuccio. L'edicola di Pinuccio è nata come rassegna stampa per mettere a conoscenza di ciò che succedeva a Cinque Fronde e nei dintorni tutti coloro che non avevano la possibilità di mettersi in contatto con il paese di origine. Andiamo direttamente all'Affruntata. Infatti, collegata all'attività della rassegna stampa, è partita, sempre per intuizione di Michele Carlino e con l'intervento del poliedrico Renato Gallo, la prima edizione dell'Affruntata via web. Riusciamo a recuperare l'immagine del balcone di Leonardo Misiti? Che approfittiamo, lui è in Francia, e lo ringraziamo per allora e per adesso se è collegato. E allora qui sull'immagine che vediamo, sul lato sinistro c'è la casa Misiti, poi magari se riusciamo a inquadrarla meglio. Comunque da casa Misiti, dalla stanza da letto dove c'era il letto matrimoniale di Leonardo Misiti, abbiamo trasmesso con un piccolo portatile e con una telecamerina web sotto la pioggia, abbiamo mandato la prima edizione dell'Affruntata, senza sapere quello che poteva succedere. Che cosa è successo negli anni? A distanza di 20 anni non abbiamo mai smesso di trasmettere questa manifestazione e abbiamo aumentato il numero degli spettatori, degli amici che ci seguono da fuori. Abbiamo ricevuto messaggi da parte, diciamo, da tutto il mondo, ed è quello che anche quest'anno ci aspettiamo che succeda. Allora, l'edicola di Pinuccio si sviluppa e a un certo punto decidiamo di mettere casa, mettiamo su casa e ci spostiamo in 2 o 3 posti e l'ultimo in Piazza della Repubblica, diversi anni fa. Cosa succede? Succede che si avvicina all'edicola Michele Albanese. Michele Albanese ci telefona, osserva quello che succede. Ecco inquadrato il balcone di cui vi parlavo. Questo è il balcone della casa di Leonardo Misiti e da quel balcone è partita la prima Affruntata. Grazie regia. Stavo dicendo, l'edicola prende casa in Piazza della Repubblica
e Michele Albanese ci chiama, andiamo a parlare con lui. Non avevamo grandissimi rapporti, però ci siamo seduti con lui, grande appassionato della storia locale, grande studioso della storia locale. Si parla per almeno 2 o 3 ore insieme a lui e si trovano delle convergenze. Con lui parte un'attività diciamo consistente dell'edicola, presentazione di libri, diverse manifestazioni, e soprattutto Michele si presta, ci offre la sua esperienza per raccontare l'Affrontata. Diventa lui il commentatore ufficiale dell'Affrontata. Non c'è stato da quel momento in poi un anno in cui Michele ha detto non me la sento, non la faccio. Con lui abbiamo passato momenti bellissimi, meravigliosi. E l'anno scorso era con noi, era qui, dove sono io in questo momento, era seduto al tavolino del commento e ha raccontato magnificamente sia il posto dove ci trovavamo, quindi la casa Focà, sia quello che è successo, con l'emozione che lo caratterizzava, perché lui ogni volta che raccontava l'Affrontata si emozionava, arrivava a piangere. Perché parlo al passato? Michele, l'ultima Affrontata l'abbiamo fatta ad aprile dell'anno scorso, a giugno ha avuto problemi di salute. Questi problemi purtroppo se li è trascinati per 8 mesi e Michele il 15 di febbraio di quest'anno ci ha lasciati. Per dire la verità, abbiamo subito pensato che tutto fosse finito, soprattutto a livello di trasmissione dell'Affrontata. Perché? Perché Michele era l'unico che poteva commentare l'Affrontata e metterci quel qualcosa in più che poteva trasmettere ai cinquefrondesi e non sparsi nel mondo quello che era questa manifestazione. Allo sconforto, proprio in quei giorni, anzi quel giorno, il giorno in cui Michele lo abbiamo poi accompagnato, si è avvicinata a noi altri dell'edicola una persona che ha chiesto di condurre lei l'Affrontata nel ricordo di suo papà. Quest'anno l'Affrontata sarà commentata da Maria Pia Albanese. Eccola. Maria Pia. Buongiorno a tutti, buona Pasqua. Io quest'anno particolarmente sento tantissimo il peso della responsabilità. Anzi, vi chiedo scusa se mi farò prendere dall'emozione, ma il carico emotivo è particolarmente pesante. Buona Pasqua a tutti, un saluto ai cinquefrondesi, a chi ci sta seguendo, a chi ho collegato da fuori e speriamo di accompagnarvi anche quest'anno. Bene, allora io lascio il microfono a lei, lascio l'operatività della regia di Palazzo Focà e vado ad affiancare gli altri amici che sono sul Corso Garibaldi. Prima però vi vogliamo proporre un ricordo di Michele Albanese. A più tardi. Consentiteci un ricordo a tutte quelle persone che in quest'ultimo anno ci hanno anticipato nell'aldilà. Un caro saluto a tutti coloro che sono scomparsi e che merita di essere ricordata così come tanti altri, ma nel nostro cuore ci sono tantissimi che oggi non ci sono più.
e, come dicevo prima, ci aspettano in un altro luogo, in un'altra dimensione, in un contesto forse più felice e meno sofferente del nostro. Per me è un grande onore avere al mio fianco Michele Albanese, giornalista. Grazie Michele di essere venuto e sono davvero onorato che ci accompagnerai anche quest'anno nella cronaca dell'affrontata. Gabriele, prima o poi tu dovrai continuare questa esperienza, quindi, perché noi andiamo avanti con gli anni, aspetterai i giovani, so che quest'anno ci sono tanti giovani che si sono avvicinati all'edicola e questo ci fa piacere. Buongiorno e buona Pasqua a tutti, in particolare ovviamente ai nostri concittadini che vivono fuori e che stanno aspettando di rivedere anche loro l'affrontata del nostro paese. Si ripete ancora una volta quest'anno, come sempre, la nostra cara affrontata. Trovati di nuovo, benvenuti all'affrontata 2026. Le immagini che vedremo oggi non sono dedicate solo a mio papà, ma a tutti coloro che ci hanno anticipato nel mondo dei giusti, dove non esiste pace, non esiste guerra. E un particolare saluto soprattutto a quanti coloro in questo momento stanno attraversando un periodo difficile, ai nostri ammalati, a chi non può essere presente per problemi di salute. Vi aggiungo il nostro abbraccio più affettuoso. Stiamo vedendo in questo momento le immagini del Corso Garibaldi, ma prima di iniziare sono doverosi dei ringraziamenti. Quindi ringraziamo di cuore Viviamo Cinquefrondi, Nunzio Bono, Alessandro Pulella, Giuseppe hanno mandato il Calatà, nuovo Zoom. Hanno mandato Stuccia, Marco Massara Ferrari, la famiglia Zangari, Simone Megna, la famiglia Griofocà per averci ospitato per il secondo anno, Franco Raniere, la famiglia Macedonio, il coordinamento Giusi e Michela, alla nostra regia Annalisa Gallo, l'assistenza Renato Gallo, Francesca Colagiuri per i social, la moderatrice chat Martina Cutri, i nostri operatori Gabriele Bonini, Francesco Bonini, Gianluca Raso, Francesco Filocamo, Vincenzo Sorrentino, Roberta Gallo, Marilena Chindamo e il nostro giovanissimo Rocco Fazzari. Un grazie anche per le foto che verranno pubblicate nei prossimi giorni ad Anselmo Barreca e a Deborah Russo. Allora. Ricordiamo anche che potete chiamarci al numero in sovraimpensione al 327 95 57 336. Fra poco lo vedremo anche in video. Potrete scriverci su WhatsApp o chiamarci.
Allora, prima di incominciare a parlare e a raccontare la nostra affrontata, ecco qui il numero in sovraimpressione per poterci chiamare. Lo ripetiamo: 327 95 57 336. Allora, prima di incominciare a raccontare la nostra bellissima affrontata che chiude il ciclo dei riti della Settimana Santa, se la regia è pronta, facciamo un recap dei nostri riti religiosi. Rita, e vi volevo chiedere qual è il ricordo più bello che avete legato alla Pasqua? Questo è il bello della diretta. Eccoci. Benediti questi rami di palme e di olivo.
che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello Spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Cristo ieri e oggi. Vengono i secoli, a Lui la gloria e la potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Bentornati.
nostra banda Euterpe, ma raccontiamo un po' che cos'è l'affrontata. L'affrontata è un incontro, è l'incontro e racconta infiniti incontri esterni e interni e infiniti ne anticipa e ne annuncia. L'affrontata, che in altre zone della Calabria viene chiamata confrunta o confrontata o svilata, in altre anche fuiuta, è la rappresentazione teatralizzata dell'incontro fra il Cristo risorto e la Madonna addolorata. Noi non abbiamo una data certa in cui si attesta la nascita dell'affrontata. Sappiamo che nasce dopo il 1600, dove un ruolo importante lo svolgono i monaci che hanno importato alcune manifestazioni religiose spagnole. Basti pensare alle infinite similitudini che ci sono fra i nostri riti religiosi e quelli della Semana Santa di Siviglia, ad esempio, in Spagna. L'affrontata e i riti religiosi della Settimana Santa raccontano pezzi di Vangelo ed è questo il significato più profondo che possiamo trovare e dare alle processioni pasquali. È legato anche alle tradizioni greco-bizantine, in cui continuano i riti così come allora, e servivano proprio a far vedere il Vangelo a chi non sapeva né leggere né scrivere, intese quindi come vere e proprie sacre rappresentazioni. Basti pensare che la notte di Pasqua la liturgia greca prevedeva che dopo l'annuncio della risurrezione un'icona venisse portata fuori dalla chiesa e che il volto del Cristo fosse rientrato verso il sagrato, verso la città, verso la montagna e verso il mare. E tuttora questo rituale viene svolto nella cattedrale ortodossa di Atene la notte di Pasqua. Forse anticamente era anche prevista la raffigurazione del personaggio di un angelo della Maddalena che, correndo al grido di Christos Anesti, Cristo è risorto, apriva le porte e avviava una processione. L'affrontata è la predicazione del nucleo fondativo della Chiesa, ovvero che il Signore è morto e ora è risorto, e costituisce definitivamente la Chiesa e la Galilea delle genti. Nelle comunità ecclesiali del Meridione, anzi, se la regia è d'accordo, manderemmo in onda il servizio sulle affrontate della nostra e degli altri paesi. Così vi raccontiamo un po' di rappresentazioni religiose che differiscono di territorio in territorio. Nelle comunità religiose del Meridione, il mattino di Pasqua o il lunedì o addirittura il martedì, che viene poi chiamato il martedì di Galilea, perché Gesù diede appuntamento ai discepoli in Galilea dopo l'avvento della resurrezione, avviene l'affrontata, ovvero l'incontro fra la madre e il Cristo risorto. I protagonisti delle affrontate possono essere 2, come possono essere 3, ma in alcuni territori addirittura sono 4. Noi abbiamo il Cristo risorto, la Madonna e San Giovanni, che con i suoi infiniti viaggi corre che era l'apostolo prediletto del Cristo, a cui aveva affidato la madre, corre dall'addolorata e dice: guarda che tuo figlio è risorto, e annuncia la resurrezione. In Sicilia addirittura, in uno dei paesi etnei, pare che oltre alle nostre 3 statue, San Giovanni, la Addolorata e il risorto, sia presente anche la figura di San Michele Arcangelo, e tradizione vuole che l'angelo, il quale annuncia alle donne chi cercate donne qua giù, sia proprio San Michele Arcangelo. Ora stiamo osservando delle bellissime immagini delle affrontate
ai paesi vicini, San Giorgio, abbiamo visto Rizziconi, abbiamo visto Polistena. Dovrebbe esserci anche Pizzo Calabro. Ma perché sono importanti i riti religiosi? Di recente ho visto... Di recente il professore Teti ha rilasciato una bellissima intervista sull'importanza dei riti religiosi, parlando di restanza e di tornanza. Durante la settimana santa, stiamo osservando la nostra banda, durante la settimana santa, nonostante le modificazioni del tempo e dell'evolversi della vita, i riti religiosi rappresentano un evento collettivo, un vero e proprio tratto identitario. Continuano, cambiano, si evolvono nel tempo, ma non è solo il momento del rito con la restanza, ovvero di coloro che ancora abitano i luoghi in cui si svolgono i riti, ma è anche la tornanza di chi rientra da lontano e di coloro che aspettano proprio questi momenti per poter rientrare a casa. È testimonianza di un territorio che ritorna a essere comunità, è un riproporsi di qualcosa che arriva dal passato e si inserisce nel tempo presente a testimonianza dello straordinario ciclo della vita. Ora, se la nostra regia è d'accordo, ci facciamo una passeggiata insieme ai nostri operatori su Corso Garibaldi. Vediamo che piano piano inizia a riempirsi. Ecco, questo sarà teatro della nostra affrontata. Inizierà San Giovanni con i suoi viaggi, vestito con il mantello del lutto, e poi la Madonna Addolorata e il Cristo. Ora sappiamo che San Giovanni è il primo a vedere il Cristo risorto, aumenta la velocità del suo cammino fino a poi togliersi il manto nero e correre dalla Madonna per 3 volte e dire: tuo figlio è risorto. La Madonna si avvicina, poi si allontana, non ci credo, e alla fine si inginocchia davanti al figlio, si spoglia delle vesti del lutto e ritorna. La rappresentazione della resurrezione del Cristo. Ecco, stiamo vedendo le immagini della Piazza del Carmine. Ovviamente non possono non venirci in mente le persone che quest'anno ci hanno lasciato, con la certezza assoluta che in qualche modo sono ancora qui ad assistere insieme a noi a questa nostra tradizione. Vediamo le immagini di Corso Garibaldi.
Vediamo la nostra Roberta Gallo. Mettimi questa così se con Annalisa. Mettimi questa così parlo con Annalisa. Aspettiamo che finisca la banda. Ok. Per quanto riguarda il passato, legato all'affrontata, pare che dalla riuscita proprio dell'incontro fra la Madonna e il Cristo, ci siamo, mi dicono, c'è la nostra Roberta Gallo con i portatori della statua di San Giovanni, ecco. Vai Roberta. Ci siamo? Ci siamo. Buongiorno e tanti auguri di buona Pasqua da Nicola di Pinucci da Viviamo 50. Siamo qua con una buona parte della famiglia. Oh, parlo, guardo il telefono, Gemma. Adesso? Aspetta. Adesso? Buongiorno. Ok. Eccoci. Vai. Buongiorno e buona Pasqua da Edicola di Pinucci da Viviamo 5 Canti. Siamo qua con buona parte della famiglia Gallo, siamo pronti per iniziare queste interviste. Siamo qui con il signor Francesco Gallo, buongiorno. Il signor Salvatore Gallo, Arcangelo Gallo, buongiorno. il piccolo Salvatore e Giuseppe Gallo. Buongiorno. Allora, partiamo dal più maturo del gruppo che è Francesco Gallo, meglio noto come Ciccio, ok? Allora, per me è importante essere qui oggi perché sono con buona parte della mia famiglia, quindi è un onore per me essere qui. Questo è il bello della diretta. Come ogni anno alle prove va tutto bene e poi c'è qualcosa che fa lo sgambetto, ma è il bello della diretta. Allora, mentre aspettiamo di tornare dai nostri ragazzi sul campo, stavamo raccontando che in passato durante l'affrontata erano legate alla riuscita dell'affrontata, erano legati gli auspici sulla produzione e il raccolto, sulla vita della comunità. La memoria orale, che è patrimonio immateriale dei nostri paesi, è ricca di racconti di cattiva riuscita del rito, della paura che colpiva la gente per le calamità che si sarebbero potute verificare sia nelle loro comunità che in altre parti del mondo. E durante i riti, le funzioni, le processioni della Settimana Santa, dove il mondo è vestito di nero, a lutto, appare tutto il modello della sofferenza e del dolore. Cristo rappresenta tutte le morti individuali e collettive. Oggi i riti della resurrezione, che saranno rinnovati non solo nella nostra Cinque Frondi ma anche in altre comunità, non possono avvenire senza pensare al dolore e alle sofferenze del mondo, alla terribile guerra che coinvolge milioni di persone e fa tremare anche tutti noi. Allora ci auguriamo che da queste immagini che vi stiamo trasmettendo possa arrivare un messaggio di pace per tutti i popoli del mondo. Ciccio, sei in diretta? Allora, ci siamo? Forse riusciamo
a collegarci con i nostri operatori. Mi sentite? Prova, prova. Sì, si sente? Gabriele, devo guardare te? Ok Roberta, Ci ci siamo? senti? Sì, sì, sì. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona Pasqua. Buona Pasqua da Edicola di Pinuccio, dove viviamo Cinque Frondi. Siamo in diretta dal Corso Garibaldi di Cinque Frondi. Sono qui con buona parte della mia famiglia. Ecco a voi la famiglia Gallo. Sono con il signor Francesco Gallo, Arcangelo Gallo, Salvatore Gallo, Giuseppe e il piccolo Salvatore Gallo. Allora, per me è un'emozione essere qui oggi e intervistare buona parte della mia famiglia, però diciamo, sono molto disponibili i miei familiari, quindi iniziamo subito. E iniziamo dal più maturo del gruppo, che è il signor Francesco Gallo, meglio conosciuto come Ciccio. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Allora, zio, come va? Tutto bene? Sei emozionato? No, tutto bene. Ci vuoi raccontare qualcosa di importante riguardo all'affrontata? Quanto è importante per te questo giorno? Quando è stata la prima volta che hai preso San Giovanni? E cosa ti aspetti nei prossimi anni a seguire? La prima volta che ho preso San Giovanni avevo 16 anni e perciò sono 60 anni che porto San Giovanni. Prima di tutto devo dire mio padre che l'ha portato per 75 anni. Tutta la famiglia, in prima era la famiglia Gallo e la famiglia Corica, Salvo Corica, Nunzio Corica. Dopo per motivi di lavoro si sono trasferiti all'estero e sono mancato un po' di anni, hanno mancato. Dopo sono ritornato un'altra volta e abbiamo iniziato il percorso un'altra volta di fare questa imbasciata di San Giovanni, che è una tradizione di 130 anni tra noi giovani e i vecchi. Quanto è bello ed emozionante far passare questa tradizione di generazione in generazione. Eh sì, questa tradizione secondo me deve durare finché esistono questi galli, questi corichi. Io a Cinque Frondi già ho 16 nipoti che sono gallo. A Roma c'ho altri 15 nipoti che sono gallo. Secondo me se loro sono un po' interessati che ogni anno vengono a fare queste tradizioni e speriamo che rimangano per sempre, perché è una bella tradizione, una bella cosa per Cinque Frondi, è un grande orgoglio per la nostra famiglia Gallo e anche per la famiglia Corica. Ovviamente ringraziamo e salutiamo chi ci vede, chi ci sta guardando da su, chi non è riuscito a raggiungerci quest'oggi, perché per noi è molto importante. Continuiamo con le nostre interviste, ringraziamo ovviamente il signor Francesco Gallo per la disponibilità e a proposito di questi cambi generazionali continuiamo con il signor Salvatore Gallo, che ha tramandato questa tradizione al suo figlio e al nipotino Salvatore. Quanto è emozionante per Salvatore che suo padre, che suo figlio e anche sua nipote continuino questa tradizione. È emozionatissimo, come no, perché è un giorno speciale ogni anno. Allora di padre in figlio praticamente, ecco qua, si passa tipo, ancora ce la faccio per qualche ambasciata, giustamente. Però c'è mio figlio che già è bel maturo e sa portare questa tradizione pure avanti. E il mio piccolo nipotino, eccolo qua, Salvatore, che piano piano sta a crescere e lui ha tanto entusiasmo per portare anche San Giovanni qualche giorno. Grazie Salvatore. Passiamo ad Arcangelo. Allora, quando è stata la prima volta che hai preso San Giovanni, Arcangelo? Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Avevo 16 anni, per la prima volta
ho avuto questa bellissima esperienza, ma bellissima, bellissima, emozionante, e ricordo che la sera prima che mio papà mi dicesse te la senti? Ok, non ho dormito tutta la notte e quando per la prima volta ho preso San Giovanni sotto mi sono messo a piangere. Eh sì, è una grande emozione. Cosa pensi per tuo figlio? Quando sarà pronto? Io già lo vedo, è da qualche anno che insieme a te porta San Giovanni mano nella mano. Sarà pronto nei prossimi anni e continuerà come hai sempre continuato tu? Mi auguro di sì. Questo qua per me come posso dire, come l'ho presa io quando per la prima volta, come ho detto prima, ripeto, ho preso San Giovanni, mi auguro che mio figlio farà la stessa cosa mia alla fine, perché è una tradizione, come ha detto anche zio Ciccio, da 130 anni e speriamo che la portiamo avanti per sempre. Grazie mille. Passiamo al piccolino. Ciao Salvatore, vuoi salutare tutti i nostri amici che ci stanno guardando da su? Ciao, evviva San Giovanni però. E Auguriamo buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Ma quest'anno lo porti anche tu San Giovanni insieme a papà e a nonno? Sì. Allora, questo è l'orgoglio della famiglia Gallo, eh? Passiamo al signor Giuseppe Gallo, che conosciamo forse un po' solo di vista. Buongiorno. Buongiorno E buona Pasqua. e buona Pasqua a tutti. Allora, io sono di poche parole perché non riesco a parlare al microfono. Comunque io, prima di tutto, niente che dire perché già hanno parlato loro. E allora, così, io voglio augurare oggi una buona Pasqua a tutti quelli che ci mancano nel nostro gruppo. Nel senso che prima eravamo di più, adesso siamo un po' di meno. Però vedendo i piccoli che vanno a crescere, sono molto contento che vedo che è una tradizione che noi non la vogliamo mollare. E allora, ripeto, buona Pasqua a tutti. Grazie mille. Fermi un attimo, vi devo dare un regalino a tutti quanti perché Nunzio Bono, i detti calabresi, vi dà un omaggio per oggi, ok? Allora, Salvatore, tocca manchi cani. A zio Salvo, fuoco randi meo. Vediamo. Chi stai passando, zio Ciccio? Certo, pure a Natale, ovviamente. Sbalascio meo, il piccolino. Ad Arcangelo, fuoco meo. E manchi cani a mio padre. Grazie mille e buona Pasqua a tutti. Ciao. Andiamo Salvatore. Ciao Roberta, grazie alla famiglia Gallo. È sempre un'emozione vedere come queste tradizioni si tramandano di padre in figlio e di figlio in nipote. È una testimonianza viva della immortalità delle nostre tradizioni e dell'affrontata. Ora ci è arrivato un messaggio su WhatsApp, con la scusa vi ricordiamo che potete chiamarci o scriverci al numero 327 9557 336. Da Michele e Monica Foriglio ci scrivono: bellissimo vedere le nostre tradizioni e i volti di amici. Grazie per il lavoro che fate e buona Pasqua da Torino, Val di Susa. Un abbraccio a Monica e a Michele, buona Pasqua. Eccoci, forse c'è un'altra intervista dai nostri ragazzi sul corso. No? Allora, ci salutano. Salutiamo pure noi. Ora, chissà se è possibile avere un'immagine della Chiesa del Carmine. Ecco qui. Tra poco dovrebbe uscire San Giovanni, incominciare a incamminarsi sul corso. Ora che vediamo la signora Rita Gallo, se la regia è d'accordo, io manderei... Un attimo, abbiamo dei problemi di linea. Il bello della diretta.
anche i più piccoli aspettano l'affrontata. Siamo qui con Rita e vi volevo chiedere qual è il ricordo Eccoci, ora stiamo vedendo l'intervista quando ero bambina a Rita Gallo fatta dalla nostra giovanissima Francesca Colagiuri. Faceva le sgute. Anzi, noi essendo bambini non avevamo neanche voglia, ma però avevamo voglia giusto di andare alla parrucchiera, sai, invece di preparare i dolci oppure le sgute. Però mia mamma mi ricordo che mi diceva sempre no, allora di venerdì santo si deve fare le sgute, non si deve andare alla parrucchiera. E mi faceva questa frase, me la ricordo: maledetta chi la trizza, chi divenne risincizza, benedetta chi la pasta, chi divenne risimpasta. Io ogni volta di venerdì santo li faccio apposta le sgute, che mi ricordo sempre mia mamma che mi diceva così. Comunque io queste tradizioni cerco di portarle avanti, ci vuole molto lavoro, molta fatica, perché già la mattina mi alzo alle 5 per fare le sgute, che mi piace donarle alle persone. E infatti l'ho fatti sia ieri, venerdì santo, e sia oggi. Ma sono fiera di quello che mi ha imparato mia mamma e mi auguro che i miei figli continuino queste tradizioni. La Pasqua è una cosa bellissima, è una festa bellissima, è la famiglia che si riunisce tutti a casa mia, perché giustamente i miei figli sono tutti fuori. E il giorno più bello è la Pasqua, è che siamo tutti uniti, come già siamo a questo tavolo con tutti i miei figli, e non c'è più ricchezza della famiglia. Vuole fare qualche saluto a parenti che magari sono fuori, magari anche della Calabria o fuori dai centroni? Sì, molto volentieri. Allora, mio figlio Rocco con mia nuora Lucia e i bambini che si trovano in Germania. Anzi, mia nuora è venuta apposta per vedere l'affrontata, che da 11 anni che non la vede, che si trova in Germania. E un bacione grande grande alle mie sorelle che si trovano in Francia e ai miei cugini di New York. Un bacione a tutti e a tutti gli emigranti, perché è duro, essendo che non sono qua a vedere la nostra bellissima affrontata, quando è lontano fa male il cuore. Sono stata emigrante e so cosa vuol dire. Ti auguro una Santa Pasqua a tutti, un bacione grande grande, vi voglio molto di bene. Eccoci qua. Sta uscendo San Giovanni dalla chiesa del Carmine, si avvicina a Corso Garibaldi ed è inizio l'affrontata del 2026. Ecco, come dicevamo, ci auguriamo con i migliori auspici per la vita del mondo, che sta vivendo un momento drammatico, fatto di guerre, incomprensioni, morte, e noi ci auguriamo che dalla nostra piccola comunità possa arrivare un messaggio di pace per tutti i popoli della terra. Ecco qui, vediamo San Giovanni che si avvicina a Corso Garibaldi. Ora non c'è un numero preciso di viaggi, ma sappiamo che poi iniziano a diventare sempre più frenetici.
l'immancabile Marcello Roselli. Le nostre bellissime statue. Non abbiamo almeno notizie sull'autore o su chi le abbia precisamente realizzate. Sappiamo che San Giovanni è molto più leggero delle altre due. La Madonna ha i lineamenti ispanici, anzi è stata restaurata qualche anno fa. Qualcuno forse ricorderà dei biondi capelli della nostra Madonna. Ora invece sono bruni e acconciati. Del risorto sappiamo che si tratta di una statua lignea, ovvero è stata realizzata in legno e gesso, quindi è abbastanza pesante, ma lo sforzo tra i portatori del Cristo è diverso da quello che devono fare i portatori invece di San Giovanni che è più leggero. Ecco l'applauso di Corso Garibaldi. San Giovanni ha iniziato i suoi viaggi. Come vediamo si sta riempiendo, la folla inizia ad occupare tutti gli spazi. Ora arriva al limite della strada, torna indietro e si ricomincia. Ecco, queste immagini dal punto di vista delle statue sono meravigliose. Ok, vediamo se c'è qualcuno che vuole salutare da Corso Garibaldi. Quest'anno, tra l'altro, il nostro corso è abbellito da queste bandiere che sono una raffigurazione, una ripresa della bandiera del Cristo. Vi ricordiamo per l'ennesima volta, se qualcuno ci vuole chiamare, il numero è 327, lo vedete anche in sovraimpressione, 95 57 336. No, non lo so, non si sente, non mi sente. Ecco i nostri riti che coinvolgono tutti ed è commovente vedere come si ritorna ad essere comunità nonostante i cambiamenti, nonostante l'evolversi della vita, nonostante
i lavori da fuori. Però non possiamo non pensare anche agli ultimi. La Pasqua e la Resurrezione. Ci chiamano dalla Germania. Pronto? Ci senti? Un attimo. Sì. Chi parla? Sono Vanessa Cuzzillo della Germania. Ciao Vanessa, ciao. Saluto a tutti e auguro a tutti buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua anche a te. Da quant'è che non torni a Cinque Frondi? Quest'anno vengo. Allora ti aspettiamo Vanessa. Un Grazie, abbraccio un da saluto. tutti noi. Grazie, un bacio. Ciao. Grazie, ciao. Ecco, continuate a chiamarci. Abbiamo il primo cambio di portatori. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Ciao, buongiorno. 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 Chi parla? Angelo Fonte, chiamo da Firenze. Ciao Angelo. Quest'anno purtroppo non è stato possibile tornare a Cinque Frondi e appunto rivivere questa bellissima tradizione della fruntata, ma vi faccio un saluto a tutti quanti voi, vi ringrazio per il servizio che svolgete e faccio un augurio di buona Pasqua a tutti quanti e nulla, spero di rivederci presto. Grazie Angelo, grazie. Con l'augurio, anzi, con la promessa di rivederci l'anno prossimo per la fruntata. Con piacere, vorrei approfittare comunque, ci tengo dell'occasione a ricordare il caro Michele Albanese che rimarrà sempre nei nostri cuori. Grazie Angelo, un abbraccio. Un abbraccio, Grazie. tanti auguri. Buona Pasqua, ciao. Buona Pasqua. Allora, mi dicono dalla regia che c'è un'intervista da Corso Garibaldi. Eccoci, la nostra Marilena. Ok. Siamo qui in mezzo alla folla, tutti insieme, mentre San Giovanni sta facendo ancora le cosiddette imbasciate e c'è qui una signora bellissima che abbiamo incontrato, che si chiama Macri Maria Rosa. Infatti ho chiesto alla signora se era di Cinque Frondi e ha detto che è di San Giorgio, vero signora? Quindi lei ogni anno viene qui a vedere la frontata di Cinque Frondi? Sì. Sì? Sì. Diceva che suo marito invece è di Cinque Frondi. Ci vuole dire come si chiama? No, non ce lo vuole dire. Ok. Quindi è contenta di essere qui ogni anno? Sì, sicuramente. È una bella esperienza questa di questa affrontata qui in Cinque Frondi? Bellissima. Le piace? Tanto. Vuole salutare qualcuno in diretta? Magari c'è qualche figlio che è fuori sede. Val d'Aosta. Appunto. Lo saluti signora. Ciao Rocco. Un saluto grande a Rocco e buona Pasqua a tutti. Grazie infinite signora. Grazie mille. Grazie. Sì, con me per forza. Abbiamo un altro messaggio, ci è appena arrivato da Raffaele Cuzzillo e dalla famiglia di Maurizio e Stefania Castiglione. Cari amici del nostro amato paese, anche se siamo lontani, vi siamo vicini con il cuore in questo giorno speciale. Vi auguriamo una Pasqua piena di gioia, serenità e speranza.
che le tradizioni del nostro paese continuino a unire tutti noi ovunque ci troviamo. Un caro saluto alla Germania e un abbraccio a tutti voi, buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua anche a voi, vi ricordiamo di continuare a chiamarci e a scriverci su WhatsApp. Ecco che i viaggi di San Giovanni continuano, iniziano a essere sempre più rapidi, sempre più rapidi. Abbiamo un'altra intervista dal corso, la nostra Marilena. Ci siamo. Vai Marilena. Sì, ci siamo? Ecco Sì, qui, sì. c'è un altro signore che ha chiesto di parlare in diretta per la nostra Cinque Frondi. Prego, come si chiama intanto? Allora, io sono originario dei Cinque Frondi, mi chiamo Franco Salvatore, però tutti qua mi conoscono come Turi Sozzizzo, se no non mi conosce nessuno. E sono in Francia da 50 anni che non vedevo la processione e quest'anno l'età adesso è avanzata, dico andiamo a vederla perché non sa mai se posso vederla ancora, questo magnifico paese con questa magnifica processione. Quindi è contento di essere qui per questa bellissima giornata. Contentissimo, ho fatto 1600 km per venire. Diciamo che è contento di aver fatto questi chilometri apposta per venire qui a Cinque Frondi. Esatto, moltissimo contento, in più vedere qualche persona ancora, vedere che la tradizione dopo 50 anni non si è persa, che è sempre la stessa. E di questo siamo contentissimi. Vuole salutare qualcuno? Ma saluto tutta la mia famiglia e tutti i miei amici, anche quelli che non ho visto e quelli che mi riconoscono, perché purtroppo l'età è passata e da molto che non li vedo, quindi qualcuno forse lo incontro ma neanche non riconosco. Quindi per chi mi riconosce un saluto a tutti. Grazie e buona festa. Grazie, siamo contenti. È commovente vedere chi ritorna, sapere chi ci guarda da fuori, ed è commovente l'idea di una comunità che a volte è sparsa e frammentata e invece torna a essere un unicum in questi momenti di gioia. Sentiamo l'applauso di Corso Garibaldi, vedete la folla come inizia ad occupare tutti gli spazi. A breve dovrebbe iniziare ad uscire la Madonna dalla Chiesa del Carmine e il Cristo al termine della funzione dalla Chiesa Matrice. Come sta? Bene, ringraziamo Dio. Allora, vuole salutare i nostri amici che ci seguono da casa? Certamente, voglio salutare tutti gli amici, tutti i cinquefrondesi che sono fuori. Voglio salutare in particolare i miei cugini, i miei nipoti, mia sorella che è in Australia. Voglio salutare ancora gli altri nipoti che sono in Canada e i cugini che sono in Canada, che ci stanno vedendo perché ieri ci siamo sentiti e mi hanno assicurato che avrebbero acceso addirittura tutti gli apparecchi per potersi collegare con l'edicola di Pinuccio. Quindi per cui in questo momento ci stanno ascoltando. Sicuramente già in Australia sicuro. Quindi salutiamo i nostri amici dell'Australia che ci stanno seguendo. I cugini macedonio che sono lì e che aspettano questo momento perché stanno vedendo, vorrebbero essere qua. Chissà se il prossimo anno, tra qualche anno, riusciranno a venire. Che ne pensa lei? Io penso già erano pronti, per la verità. Il problema delle guerre che purtroppo devono necessariamente fermarsi a Bombay o a Abu Dhabi, giustamente sono tutte bombardate. E dove vanno? Purtroppo
non possono Vi fare salutiamo comunque. Certamente, Va bene? grazie. Grazie a lei. Grazie a voi, Auguri buona ancora, buona Pasqua, Pasqua. Linea allo buona studio. Pasqua. Ciao a tutti, ciao. Salutiamo ancora una volta chi ci sta seguendo da lontano, dall'estero, dal mondo, dalle isole e dai confini. Mi chiedo dalla regia chissà dalla luna, magari anche dalla luna, sì. È bello vedere come i riti della Settimana Santa, come il giorno di Pasqua, proprio il giorno di Pasqua, che segnano in maniera abbastanza omogenea l'intero territorio della nostra bellissima regione e presentano una ricchezza e un'articolazione di eventi, di riti, di processioni, di tradizioni che stupiscono anche per la grande capacità organizzativa, per l'impegno. Vediamo queste immagini bellissime dal punto di vista delle statue. Rappresentano, stavamo dicendo, proprio l'impegno di intere comunità, ma soprattutto dei giovani. Più delle feste estive, più dei pellegrinaggi, più delle feste natalizie. Ecco, il racconto della morte e della rinascita coinvolge e accomuna le diverse comunità. Vediamo il nostro Ciccio Bonini sotto San Giovanni, c'è il cambio dei portatori. Ecco, sono giorni questi in cui l'affrontata è il culmine, dove chiese, strade, piazze, vicoli, tutti i luoghi diventano densi di sacralità. Allora, mi dicono alla regia che Ciccio Bonini ci parla da sotto la statua di San Giovanni. Ciccio, ci senti? Ciccio? Ciccio? Non ci sente. Ci siamo? No. Non siamo pronti. Questo è il bello della diretta. Dove le cose cambiano da un momento all'altro, succedono. E allora stavamo dicendo che durante la Settimana Santa durante i nostri riti, le chiese, le strade, le piazze, i diversi luoghi diventano densi di sacralità, teatri scenici eccezionali. Un attimo, ci è arrivato un altro messaggio. Un attimo. Un saluto da Bruxelles, da Nicolò e Michele Cipolla Calimi. Evviva l'affrontata e viva Cinque Frondi. Ciao ragazzi e buona Pasqua. Allora, vi ricordiamo sempre che ci potete scrivere su WhatsApp, ci potete chiamare al numero 327 95 57 336. Ecco le immagini a Corso Garibaldi. Abbiamo una chiamata, un attimo, da Toronto. Pronto? Ci senti? Sì, ti sento, sì. Chi parla? Io mi chiamo Salvatore Valensisi, di Cinque Fronde, sono partito nel 64. Ciao Salvatore, da quant'è che non torni a Cinque Frondi? Forse sono 6-7 anni che non vengo lì adesso. Sono venuto tante volte là.
Allora ti aspettiamo l'anno prossimo per l'affrontata. Se tutto va bene può darsi, perché ormai la vecchiaia comincia a pesare. Allora ce l'auguriamo. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi fare qualche augurio? Auguri a tutti quanti, cugini Mezzatesta e Romeo e tutti i cugini di Cinque Fronti. Grazie Salvatore. Un abbraccio e buona Pasqua da tutti noi. Grazie, tanti auguri allora, è bella vederla l'affrontata qui. Grazie mille. All'anno prossimo. Va bene, ok, grazie, ciao. Ciao. Continuano i viaggi di San Giovanni, iniziano a essere sempre più concitati. Abbiamo un messaggio su WhatsApp. Tanti cari auguri di una serena Santa Pasqua a tutti i compaesani da Gino Dromi e consorte, zii di Martina Cutri. Pace, bene e serenità a tutti. Ciao e buona Pasqua da tutti noi dell'edicola di Pinuccio. Ci è arrivato un altro messaggio. In questo giorno di Pasqua, così carico di significato, desideriamo far arrivare un pensiero che nasce dal profondo del cuore. Noi, famiglia Primerano, Borelli, Valenziano e Mezzatesta, vi seguiamo da Firenze con affetto sincero e con emozione che ogni anno si rinnova. Anche a distanza ci sentiamo parte di quei momenti intensi, di quei gesti che raccontano fede, tradizione e appartenenza. Il ricordo dell'affrontata a Cinque Fronti vive in noi come qualcosa di prezioso. Non è solo una tradizione, ma un legame che attraversa il tempo, che unisce generazioni e che continua a farci sentire a casa ovunque siamo. Guardarla da lontano rende tutto ancora più intenso, perché ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. È una nostalgia dolce, piena di gratitudine. Un grazie di cuore alla redazione dell'edicola di Pinuccio per il meraviglioso servizio che ogni anno ci permette di vivere. Tutto questo anche da lontano. Il vostro impegno è un dono per chi, come noi, porta nel cuore queste radici. Un sentito ringraziamento anche all'amministrazione comunale, al sindaco, al parroco Don Serafino per l'impegno, la dedizione e l'amore con cui custodiscono e rendono viva questa meravigliosa tradizione. Un abbraccio affettuoso alla famiglia albanese, con l'augurio che questa Pasqua porti pace, serenità e luce nel cuore di tutti. Con affetto profondo e sincero dalla nostra famiglia e la vostra, buona Pasqua. Un bacione e buona Pasqua da tutti noi. Un altro messaggio: grazie all'edicola di Pinuccio per le belle immagini in diretta di ogni occasione. Da Francesco Audino da Lodi, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a te, Francesco. Ecco, la funzione è finita, sta uscendo l'addolorata dalla chiesa del Carmine, si avvicina a Corso Garibaldi. Questi sono i momenti in cui parla l'emozione, parla l'emotività, in cui la mente ritorna alle persone che ci hanno lasciato, ma è dal vero del tutto. Ecco, come vediamo, la Madonna è vestita a lutto, ora si avvicinerà gradualmente a Corso Garibaldi. San Giovanni inizierà i suoi viaggi in maniera ancora più rapida. Prima vedevamo le immagini della chiesa matrice, la folla che inizia a uscire, sarà finita la funzione, quindi il tempo di sistemare il Cristo, e siamo pronti anche quest'anno per l'incontro fra la madre e il figlio. Oh Gianluca, com'è Gianluca?
non c'è già nulla. Sentiamo la nostra banda Euterpe, i bambini che aspettano seduti sul corso. Che fotografia bellissima raffrontata di queste generazioni che restano, tornano e ritornano nella nostra Cinque Frondi. Ecco, la Madonna inizia a avvicinarsi timidamente, fa capolino a Corso Garibaldi. Vi ricordiamo di fare le storie, di taggarci sui social. Ecco che sta per uscire il Cristo. Vediamo il parroco di Cinque Frondi, i chierichetti che scendono per le scale della chiesa matrice. Fra poco dovremmo vedere anche il Cristo. Eccolo, ecco il Cristo che esce dalla chiesa matrice, la Madonna che si avvicina e tutto si ripeterà ancora una volta. Eccoci San Giovanni che aumenta la velocità dei suoi viaggi. Ci è arrivato un altro messaggio: volevo fare tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti i miei parenti e amici, soprattutto un grazie di cuore a tutti voi dell'Edicola di Pinuccio che con questa diretta ci fate sentire vicini. Buona Pasqua a tutti da parte mia, Nunzio Gallo da Verona. Ciao Nunzio, buona Pasqua. Ecco il Cristo che scende le scale in queste immagini bellissime. Ora San Giovanni comincerà a aumentare la velocità, si avvicinerà alla Madonna, correndo le annuncerà la resurrezione del Cristo. Ecco, i viaggi di San Giovanni non hanno un numero fisso, lo dicevamo prima. In alcuni paesi sono soltanto 3. Altri dicono che siano 12, come 12 erano gli apostoli. Ecco la Madonna Addolorata che si avvicina all'imbocco del corso. Anche il Cristo. Questa bellissima immagine del risorto che attende. San Giovanni inizia a essere sempre più veloce. Vediamo i portatori.
Sentiamo l'applauso di Corso Garibaldi, le nostre ragazze. C'è qualcuno che vuole salutare rapidamente prima dei momenti più concitati dell'affrontata? Vi ricordiamo di chiamarci e scriverci su WhatsApp al numero 327 95 57 336. Vediamo la Madonna che inizialmente inizia ad avviarsi sul corso lentamente. Allora, San Giovanni, come dicevamo, inizierà i suoi viaggi a dire alla madre: tuo figlio è risorto. E allora Maria correrà per 3 volte in avanti e tornerà indietro: no, non ci credo, fino a poi alla 3ª volta inginocchiarsi, togliersi il mantello del lutto. Voleranno le colombe, a metafora di tutte le anime liberate con la resurrezione del Signore. Quando si dice che l'affrontata commuove tutti è proprio vero, anche chi non crede. È lo spettacolo della gioia della resurrezione del Cristo, messaggio di vita, morte e resurrezione che ritorna. In un mondo in cui si ha la necessità di speranza. Siamo nel momento clou dell'affrontata. Se ci state sentendo, mandateci tutte le vostre foto e taggate Edicola di Penuccia. Ecco San Giovanni che continua le sue ambasciate, sono sempre più veloci. Nel frattempo in Piazza della Repubblica potete vedere già Cristo risorto. A momenti, ecco, San Giovanni incontrerà la Madonna e arriveremo nel momento finale della nostra affrontata di 5 frondi. Ecco, potete vedere come Gesù risorto si sta avvicinando sempre di più. Ecco, leggiamo velocemente un messaggio che ci è arrivato prima dei momenti più concitati dell'affrontata. Buongiorno e i nostri auguri di Pasqua. Grazie per il video della famiglia Antonio Bono e Silvana Romeo dalla Svizzera. Ecco che San Giovanni ha accorciato il suo tragitto. Sarà sempre più corto. Ecco, vedete che ha accorciato il suo tragitto. Vediamo anche la Madonna pronta ora, gira lentamente, adesso inizierà ad avvicinarsi anche, eccoci, l'addolorata. Eccoci, vediamo San Giovanni, inizia a correre
corre verso la Madonna, ritorna indietro perché non ci crede alla risurrezione del Cristo, si toglie il mantello del lutto e torna dalla madre ad annunciare la resurrezione del figlio. Gira e incredulo riguarda il Cristo. I viaggi si fanno sempre più brevi, sempre più brevi. L'addolorata si avvicina, scettica, dubbiosa sul ritorno del figlio. La Madonna sta per partire. Corre dalla madre San Giovanni e le annuncia: tuo figlio è risorto. Ancora più veloce, ancora più veloce. Si accorcia e continua a... Ecco la Madonna che corre, torna indietro, non ci credo, corre in avanti, ritorna indietro, non ci credo. Ed ecco l'ultimo viaggio di Maria, che si inginocchia davanti al figlio e si spoglia del lutto. Ecco l'abbraccio fra la madre e il figlio, ecco la festa della resurrezione ed ecco la Pasqua del 2026. Tutto si è compiuto ancora una volta e questo è il momento in cui la mente corre a chi ci ha preceduto nel mondo dell'eterno e che torna a vivere in mezzo a noi per celebrare ancora una volta un rito che è storia, tradizione e identità di Cinque Frondi. Ora non servono le parole perché bastano le immagini. Le tre statue proprio di fronte a Palazzo Foccà, che da generazioni è testimone dell'incontro fra la madre e il figlio. Ora, dopo la benedizione, le statue si incammineranno per il ritorno alle loro chiese di appartenenza. La Madonna e San Giovanni accompagneranno il Cristo nella chiesa matrice e poi ritorneranno entrambe alla chiesa del Carmine. Ecco che si sistemano per la processione, circondate da una folla Ci è arrivato un altro messaggio: auguroni di buona Pasqua a tutti i cinquefrondesi da Mimmo Galatà, San Sebastiano da Po, Torino. Ciao Mimmo, buona Pasqua. Ecco, seguiamo
il cammino. Delle 3 statue. Ecco, lo vediamo anche dall'alto, ora si avvicinano e tutto si è compiuto ancora una volta. Anche questa affrontata è andata. Ci ha emozionato e commosso. Vi ricordiamo che se volete salutarci, volete chiamare o scriverci su WhatsApp, il numero è 327 95 57 336. Le 3 statue seguite dalla banda fanno rientro alle loro chiese. Occhio dietro, occhio, occhio. Ed è bello immaginare la nostra puntata come una metafora che unisce un'intera comunità per camminare nella storia in condivisione con gli altri, per testimoniare e vivere il mistero pasquale del Signore. Simone, saluta! Dicono dalla regia che abbiamo una chiamata. Michele, Pino. Pronto Michele, ci senti? Sì, vi sento, vi sentite? Pronto? Sì, noi ti sentiamo. Vi faccio tanti auguri di buona Pasqua. Sono Grazie. Michele Foriglio, l'avvocato. Grazie mille, grazie Michele. Da quant'è che non Grazie a torni voi. a Cinque Frondi? Io un paio d'anni. Ti aspettiamo l'anno prossimo, stiamo cercando di riportare quanti più cinquefrondesi possibile l'anno prossimo. Ti aspettiamo per l'affrontata. Se è possibile ci mancherebbe. Ok, auguroni. Grazie, un abbraccio e buona Pasqua. Altrettanto, ciao ciao. Eccoci qua. Ecco, come vediamo le statue stanno svoltando verso la chiesa del Carmine e si avvicineranno prima alla chiesa matrice dove vi è conservato il Cristo e poi la Madonna e San Giovanni faranno ritorno alla chiesa del Carmine. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua, buona Pasqua. Da dove ci chiami? Vi chiamo dalla Francia, vicino a Lussemburgo siamo noi. Siamo la famiglia Mazzagatti e è un onore guardare in diretta la nostra affrontata dei Cinque Frondi. Vi ringraziamo di vero cuore, ci siamo tutti emozionati qua. Grazie. E vogliamo anche salutare la famiglia Valentino, la famiglia Mazzagatti e tutti voi vi ringraziamo. Grazie, grazie a voi che ci Una avete buona seguito. Pasqua. Ci rivediamo l'anno prossimo per l'affrontata. Sì, i miei genitori sono lì, sono scesi dopo tanti anni, allora l'abbiamo visto in diretta all'affrontata, quindi siamo stati molto contenti di vederli. Allora proporremo per l'anno prossimo di fare la festa del ritorno dei Cinque Frondesi per l'affrontata. Esatto, speriamo veramente di poter venire. Grazie, grazie mille, buona Pasqua a tutti voi, un abbraccio. Buona Pasqua a tutti voi, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ecco, vediamo che iniziano a girare verso la chiesa matrice. Abbiamo un messaggio, buona Pasqua dalla famiglia Valensise di Verona. Ciao, buona Pasqua. C'è anche una chiamata. Pronto? Ci senti? Sì, buongiorno. Buongiorno Simonetta. Ci chiami da Verona, giusto? No, da Roma. Da Roma. Sì, saluto tutti parenti Gallo. Grazie, grazie. Gallo e mia cognata mi suggerisce i Poggi. Sono la prima nipote di Gallo Arcangelo. Va bene. bene? Va benissimo, d'accordo. È bello, vedervi. Grazie. Bravi. Grazie, grazie a voi per averci seguito. Un bacione e buona Pasqua. Ok, grazie. Arrivederci. Abbiamo un altro messaggio, un augurio da Torino da parte di mio papà Raffaele Camelliti che segue con emozione la diretta. Ciao, buona Pasqua. Ecco, vedete le statue che piano piano si incamminano. La processione di ritorno. Abbiamo una chiamata. Pronto, ci senti? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti voi. Faccio tanti auguri a tutti da Lecco. Grazie, grazie Alessandra, grazie. E grazie di averci fatto vedere l'affrontata. Grazie a voi. Grazie mille, buona Pasqua ancora. Buona Pasqua, un bacione e auguri da parte nostra. Grazie, Ciao, ciao, ciao. Stai mandando confetti.
Abbiamo un altro messaggio su WhatsApp. Ciao a tutti, auguri di una buona Pasqua dalla famiglia di Zerbonia Antonio di Sant'Ambrogio di Torino. Vi ringraziamo per averci fatto rivivere le emozioni dell'affrontata. Speriamo di vederci il prossimo anno per poter portare di nuovo la Madonna. Un saluto grandissimo a tutta la nostra famiglia, in particolare alla famiglia Valenzise che sta portando la Madonna in questo momento. Buona Pasqua a tutti. È arrivato un altro messaggio, sono Maria Calatà, buona Pasqua a tutti, grazie a voi per il servizio prestato e un particolare ringraziamento a te Maria Pia che ha onorato alla grande tuo papà. Grazie Maria, un bacione. Ora stiamo vedendo le immagini in diretta. Abbiamo un altro messaggio. Tanti auguri di buona Pasqua dalla famiglia Bellocco Galluzzo da Milano. Anche da lontano vivere l'affrontata dei Cinque Frondi è sempre un'emozione unica. Grazie a voi, un abbraccio e buona Pasqua. Vediamo. Ora Cristo dovrebbe girare verso la nostra chiesa matrice. Chissà se abbiamo se riusciamo ad avere qualche commento a caldo. Annalisa, tu che dici? Dai nostri ragazzi? Sotto? Sulle emozioni post affrontata? Nel frattempo ci è arrivato un altro messaggio. È stato bellissimo, auguri di buona Pasqua e saluto a tutti da parte nostra, famiglia Cuzzillo dalla Germania. Ciao e buona Pasqua, grazie. Abbiamo una diretta. Angelo Scarfò dalla Svizzera, mi dicono. Pronto Angelo, ci senti? Sì, buongiorno. Vorrei fare un augurio di buona Pasqua a tutti i cimafrontesi. Grazie. È una bella affrontata. Ho visto la diretta e sono stato molto colpito. Auguro buona Pasqua a tutti. Grazie, grazie. Buona Pasqua anche a te. Ci vediamo l'anno prossimo per l'affrontata. Male, sta davanti a Coioli e quindi si sono fermati un po' di Alla più. prossima affrontata. Grazie, un abbraccio. Arrivederci. Ok. Allora, vediamo se mi dicono dalla regia c'è qualcuno. Abbiamo qualcuno per un commento a caldo? Si è arrabbiata la nostra regista. Ciao Maria Pia, mi senti? Questa è bella la diretta. Sono Pronto? Gabriele, sto Gabri? seguendo la processione in questo momento. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ok. Allora, mi Non dicono vediamo le immagini. che c'è una signora che sta male nella via, ora non mi ricordo precisamente il nome della via, e quindi si è soffermata un pochettino di più la processione. Speriamo che vada tutto per il meglio. Linea a voi. Ok, ora si sente. Ok. No. Avevamo le casse basse, quindi pensavamo di avere un problema di audio, invece mi dicono di no. Eccoci qua. Con l'audio? Sì, ti sentiamo, Gabri. Ok.
Ecco, ci godiamo queste immagini di rientro senza commentare, perché credo che a descrivere bastino l'emozione sui volti che accompagnano Guardate le un po' chi statue. c'è portatore, chi è stato invitato a portare San Giovanni. Attenzione. Abbiamo un messaggio su WhatsApp. Buongiorno e buona Pasqua a tutti voi e grazie tante a te Maria Pia per la commozione che ci hai trasmesso e sono certo che papà Michele sarà fiero di te. Con affetto Franco Bulzomi, Roma. Un bacione Franco, buona Pasqua. Vediamo l'inquadratura sui bambini. Eccoli qua, siamo in diretta. Eri a posto? Stiamo avvicinando verso la chiesa matrice di Cinque Ci sono Frondi, dove ancora- avverrà l'ultimo incontro, l'ultimo saluto tra le statue. È un altro momento solenne, un altro momento in cui si getterà l'incenso sulle statue. Vi ricordiamo che se avete qualche... E poi sarà un altro momento toccante in cui la statua della Madonna e la statua di San Giovanni scenderanno i 3 scalini a fianco della chiesa matrice, proprio per dare l'ultimo saluto al Cristo risorto, alla statua del Cristo risorto. È stata una novità lo scorso anno, la riproponiamo quest'anno. L'anno scorso abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico di linea all'ultimo secondo, ma ve l'abbiamo proposta sui nostri social che come sempre vi ricordo di seguire, Facebook, Instagram, TikTok, siamo ovunque, Edicola di Pinuccio. E se volete condividere con noi anche i momenti i vostri momenti più belli della fruntata, Potete mi scansionare raccomando, il QR code. taggateci. Io ho il sindaco Michele Conia qua davanti che voleva fare un saluto alla comunità.
quindi tutti i 5 frondesi all'estero. Un attimo solo. Aspettiamo. Sindaco Michele Gonia. Sì, buongiorno. Buongiorno, auguroni a tutti. Auguroni a chi ci segue da fuori, auguroni a tutti i 5 frondesi, tutti i cittadini del mondo. Quest'anno è stata una puntata bellissima, molto partecipata e grazie all'edicola di Pinuccio che ci consente di salutarvi tutte e tutti. Vi aspettiamo a 5 fronti, auguroni ancora. Grazie Sindaco. Ringraziamo il sindaco, ricambiamo gli auguri di buona Pasqua e godiamoci questo ultimo saluto fra le 3 statue prima che il Cristo rientri nella chiesa matrice. Di silenzio. Vediamo l'immagine per l'incensazione. E con questa immagine... Terminato il momento, gli auguri di Don Serafino a tutti i portatori e l'applauso finale di tutte le persone presenti qui davanti al Largo Duomo. E con questa immagine che ormai è iconica della nostra affrontata vogliamo rinnovarvi i migliori auguri di buona Pasqua da parte dell'edicola di Pinuccio, che sia di serenità e pace per tutti. Un abbraccio a chi ci segue da fuori, un saluto a chi è a casa. Ci è arrivato un altro messaggio su WhatsApp. Abbiamo la possibilità di partecipare alle nostre tradizioni, pertanto grazie a tutto il team l'edicola di Pinuccio. Un salutone a tutti i 5 frondesi, in particolare a Michele Albanese che ci ha accompagnato in passato. Buona Pasqua a tutti da Michele Tigani e famiglia dalla Germania. Ciao Michele e buona Pasqua a tutti voi. Andiamo alla banda invece dall'altro lato, il signore che scende le scale. La banda pronta a suonare, l'ultima marcia. Ed ecco che arrivano anche le statue della Madonna e di San Giovanni, proprio qui sul piazzale di fronte alla chiesa matrice. Vi ricordo, è una novità introdotta lo scorso anno e ripetuta anche quest'anno, con la banda pronta a suonare l'ultima marcia. La parata di eroi. Un momento complicato anche per tutti perché bisogna trovare lo spazio necessario. Ed eccoci qua, al momento finale. Ecco, San Giovanni e la Madonna che salutano il Cristo. E il Cristo che ritorna nella sua chiesa. È un ciclo che si chiude. E che si riapre in attesa dell'affrontata dell'anno prossimo.
Madonna e San Giovanni che si incamminano per il rientro alla chiesa del Carmine. È tutto compiuto anche quest'anno. Ed ecco che riprendono il cammino la statua di San Giovanni e la statua della Madonna, mentre in chiesa matrice è stata posata la statua del Cristo risorto e tra poco verrà riposizionato dietro l'altare, dove la notte di Pasqua viene svelata la statua con l'immagine del sepolcro. Suonano le campane a festa qui a Cinque Frondi. Siamo quasi per arrivare al termine, alla benedizione finale, con le due statue che rientrano verso la chiesa del Carmine. Vi ricordiamo, se volete contattarci, restano pochi minuti di diretta. Il numero Ecco, non so se la regia ci sente, se 57336. si vuole, Ora vediamo se si vuole, la Madonna e se si San vuole Giovanni inviare che il video del rientrano. Gloria registrato ieri sera durante la solenne veglia pasquale E ci godiamo la settimana santa. il Gloria di Giombini della notte di Pasqua. Che annuncia la gioia del Cristo risorto, forse il più bel Gloria cantato durante le funzioni religiose. Traspare tutta l'emozione e la commozione per il passaggio dalla morte alla vita. Ci siamo, Annalisa? Ecco. C'è un piccolo ritardo nella messa in onda del Gloria. Sentiamo l'audio che accompagna le statue. Ecco, forse ci siamo. Ecco il Gloria di Giombini. Abbiamo una chiamata, pronto, chi parla? Salve, pronto, sono Giuseppe detto Peppe il Romano. Ciao Chiamo Peppe. da Roma. Ciao. Ciao, buona Pasqua. Grazie altrettanto. Voglio abbracciarvi tutti e ringraziarvi all'edicola per lo straordinario mi avete fatto sentire a casa. Grazie. Anche da lontano. Grazie, ho il cuore il battito che mi batte perché sono fortemente legato a queste tradizioni e sono veramente contento di avervi seguito lavorando e seguendo col telefono la diretta. E voglio augurare a tutti i cinque frondesi una buona Pasqua, una serenità e soprattutto quella di tenerla in famiglia come sempre. Grazie a te per averci seguito e buona Pasqua. Voglio aprire una virgoletta per sentire che in passato la sentivo con Albanese e quest'anno purtroppo manca la sua voce, quindi il suo modo di raccontare le tradizioni calabrese mancano e lo teniamo nel cuore. Grazie, manca a tutti noi, grazie. Un abbraccio e arrivederci. Grazie, buona Pasqua. Ciao. Grazie altrettanto. Ciao. Sentiamo il Gloria di Giombini in sottofondo e ce lo godiamo.
andate, annunziate il Vangelo a Finita la marcia a Giocondità, mentre le due statue arrivano verso la chiesa del Carmine e tanto stavano dando molto partecipata a questa processione di rientro. È una parte di processione che solitamente si vede poco. Posso parlare? Cioè nel senso posso... Ma sono in commento o no? No. Quando tra poco manderemo un contributo, manderemo una parte conclusiva della settimana santa di Cinque Frondi. O se la regia la vuole inviare adesso, magari... Vita Gaia, non senza il volo. Vita Gaia. Adesso suonano le campane della chiesa del Carmine. Siamo quasi vicini al rientro di San Giovanni e della Madonna nella chiesa del Carmine. Maestro pronto a dare il via. Stiamo vedendo San Giovanni che si avvicina. Queste sono le immagini di ieri notte della resurrezione del Cristo. Ecco, e con il rientro della Madonna di San Giovanni alla Chiesa del Carmine si conclude anche questa affrontata. Vi salutiamo tutti e vi ringraziamo per averci seguito anche quest'anno. Prima di chiudere, permettetemi un ultimo saluto. Siamo sicuri che quest'anno tu ci abbia seguito dalla prima fila dei cieli, in quella che abbiamo sempre definito il momento più bello dell'anno. Così come siamo certi che tu abbia assistito in prima persona all'abbraccio fra la madre e il figlio. Ovunque tu sia, ciao papà. Buona Pasqua a tutti, all'anno prossimo. Buona Pasqua!